E buongiorno Italia. Allora, oggi proverò a fare una micro puntina sul Parco della Scultura, il Parco delle Sculture di San Donà di Piave in provincia di Venezia. Questo perché ero di passaggio, gli ho dato uno strappo all'Alessia che devo andare in un posto e quindi ho detto intanto pranziamo qui, no? Allora, che ti può interessare a te? Il parcheggio per i camper? Guarda, è enorme che parcheggia i camion. Ma che robe, sei letteralmente davanti a questo parchetto, adesso ti ciucci la musichetta e vediamo cosa c'è di interessante. Eccoci qua a Jesolo che ho trovato il Gabriele che viene da Faenza. Te ha capito? Faenza, provincia di Ravenna, Emilia Romagna. Sì, senti l'accento emiliano, senti. Ma che è tagliatelle era a posto, per te tagliatelle si era a posto. Sì, non abbiamo neanche fatto vedere il suo camper, accidenti. Dai. Cosa? Possiamo anche andare. Vuoi fare... Per me non è un problema. Andiamo a fare il giro? Dai, via. Allora, innanzitutto, dopo che siamo arrivati, adesso è diventato praticamente un campeggio, un po' come nei ristoranti, no? Gente chiama gente. E questo è il camper del Gabriele. Non si vede quasi niente. Aspetta che abbiamo il sole in tiozia. Comunque quello che c'eravamo dietro le quinte premessi di dire è che adesso ci racconta marca modello che è un Ford Transit del 2004, 2004 di cilindrata, quasi un 7 metri e 2,22 di larghezza. E il modello? Non si sa. Rimor Sailer. Perché dopo ci chiedono, dopo dice Singano che cazzo di recensioni fai e non si neanche a Rimor Sailer. Dai, via, andiamo a vedere. Allora, discorso parcheggi prima, no? Lui appunto ha detto ha un 6 metri e mezzo. Lui qui si salva perché mette, vedi, il culo nell'erba. Mettendo il culo nell'erba, vedi, le ruote davanti ci stanno perfettamente dentro alle linee, insomma, quindi non prende multe, soprattutto qua Jesolo che fa di tutto per tirare su skate. Sta attento. Shh. E se così non fosse, vedi, sono cassi. Però ragazzo, guarda che gavone. No, dai che gli facciamo vedere prima il gavone. Dai, sì, perché io mi sono innamorato del gavone. Cioè lui prima mi ha mostrato il camper, ma Singano gli era qua a testa dentro il gavone. Guarda, occhio, guarda, 2 chiavette, 2 giri di chiave, 1 e una 2. Tac, apri e sbam, la bici te la lanci. Cioè guarda che grande, guarda che è tanto grande. Cioè porca miseria. In più guarda anche, beh, intanto bellissimo la porticina per entrare, vedi la porticina qua, che puoi fargli anche la cuccia al cane, dico sempre io, no? Cioè qua fai una bella cuccia al cane, è riscaldato e tutto quanto e il cane entra ed esce quando vuole, no? In più l'idea mia era di creare tipo una specie di piccolo divisorio, una roba del genere, una staffa, e la bici proprio lanciarla, non starla a legarla eccetera, creargli uno spazio ad hoc per aprire il portellone e buttare dentro la bici e basta, va in mona, no? Cioè guarda che roba, è un oh, macchine, anche per fine betoniere, siamo arrivati a livello pro di disturbamento video Singani, porca miseria, anche il betoniere. Viene da dire anche a farci 2 scaffalature lì. Esatto, guarda che roba. E qua ti butti le crocchette del cane, le bottiglie dell'acqua, tutto quanto. Stanno 3 di cani. Porco cane, guarda che roba. Bon, adesso che ti sei ciucciato il gavone andiamo a vedere il camper, cioè la roba meno importante insomma. Prima i gavoni e dopo i camper. Abbiamo detto Rimor Sailer. Allora, prima roba che Singano apprezza, probabilmente perché Singano anche, sai, vivendoci si accorge di più di queste cose, no? Perché le usa spesso, tutti i giorni, più volte al giorno. Il discorso del gradino interno, fidati, è una comodità estrema. Oppure, vedila tu, insomma, è tutta filosofia, non averlo è una rottura di palle estrema. Permesso. Allora, ce lo facciamo raccontare da lui la disposizione. Allora, vedi che lui ha il letto in coda, no? Che però ci diceva non essere tanto comodo, perché lui preferirebbe il letto, cos'è che avevi detto? Il nautico centrale.
Ma per un disco, ah sì, me l'aveva detta anche il tu, quello col Granduca enorme di 20 metri. È comodo per andarsi a letto, non devi scavalcare il compagno o la compagna che è già a letto. Esatto, stessa roba ha detto lui, identica. Ed è molto più comodo, non c'è niente da fare. Cioè, E poi... più pratico. In alcuni camper va su e giù per aumentare la metratura del garage. E su questo no, è fisso, diciamo. Questo è fisso. Ok. Rimorsiler, guarda, gli hanno fatto già i gradini, no? Per arrampicarsi, quindi se uno insomma ha un po' di agilità può mettere il pinino là e saltare su, no? Hai capito? Altrimenti niente, sarebbe avere una scaletta. Quanto è alto? Allora Singano è alto tipo 1,70 m e questa qua gli arriva 1,50 m sicuro sicuro. sì, quasi 1,50 m, sì. Se vuoi c'è il metro, eh. Vuoi misurare? Beh, se tipo io no, non riuscirei, cioè dovrei per forza mettere il piede là, chiaramente. Solo devo mettere io. Ecco. Quindi fai conto, sono 10 cm più alto. 1, 2 col turbovent e 3 con altro turbovent o block, che non è cosa da poco averne 3, eh? E poi c'è anche quello in bagno. Porca troia. È abbastanza realizzato. Solo che Singano vive dentro una scatola, porca miseria. No, io ci devo star comodo. Ah, è full timer anche Gabriele, che non abbiamo detto, eh sì. E guarda che carina la dinette. Allora lui ha la classica dinette che si aggiunge con i sedili guida, no? In più ha anche un divanetto qua. Sì, in più guarda, ci ha messo anche il puff per appoggiare i piedi, così per stravaccarsi, come si dice da noi, e forse anche da te. Anche da me. Esatto, e via, no? Guarda, cosa carina, che non tutti hanno, perché di solito hanno i semi-integrali, hanno una specie di mansardina, lui invece, vedi, ha proprio i gavoni davanti, quindi è stato recuperato, o meglio sfruttato bene anche questo spazio davanti. Poi vedi, c'ha i gavoni laterali, sia qua, poi gira veloce, vai, e anche di qua, te capì? Un armadio che porca di quella troia, occhio. È che non so se capisci, ma è veramente enorme, cioè non so se si capisce in video, però è proprio enorme, cioè veramente, sì, ma anche come profondità, sì, profondità. Come larghezza e profondità, è tanto profondo, cioè non dico che è il doppio del mio, però insomma quasi. Stufa, abbiamo la truma in posizione centrale, frigo il classico, ossia come dimensione il classico, ed è ovviamente un trivalente, 3 fornelli, che non è poco, in più guarda, tanti hanno anche lo scarico per l'olio, metti stai friggendo, ti casca qualcosa, o comunque anche, esatto, l'acqua se bolle, oppure anche lavi. Esattamente, è una bella cosa, per evitare le spazzarotti, bello. In più guarda, ha un bellissimo... Questo gliel'ho messo io. Ma un bellissimo lavandino, a me piacciono un casino, quelli un po' satinati così e circolari, fidati, sembrano cose da poco, ripeto, però invece no, quando inizi a usare spesso queste cose ti accorgi Comodo. della differenza. Comodo. Sì. E anche vediamo il bagnetto, perché noi privacy con le puntine del mondo qua, d'altronde è un canale così, però oh ragazzo, ti dico già con mia immensa gioia, Prego. Non c'è niente che non ha la doccia separata, cazzo, perché tutti hanno la doccia separata tranne Singano. E Singano dopo che resta anche un fiammale, insomma, poretto. È semi separata, dai. Sì, giustamente, mi dice metti la tendina, ok, però dai, non è proprio la stessa cosa. No, per carità, però è comoda la tenda. Perfino Mario che ha la doccia separata, non va bene? Che Mario che ha la doccia separata. Oh, ricordati lo blow dopo. Ah sì, vero, questo me lo scordo sicuro. Le rifiniture ti garantisco io che sono veramente fatte bene. Oh scusa, posso aprire qua? Sì. L'unica cosa che gli ho cambiato sono questi, che li ho messi più grandi, perché non prendeva bene il dente. Guardiamo sempre i cassi che altri. Allora, non mi sembra, diciamo, è vero sì che ha la carta adesiva, però non mi sembra il classico legnetto che ho visto anche in certi camper moderni, no? Proprio il legnetto del cacchio squadrato con la carta adesiva attaccata sopra. No, qua noti proprio una bella qualità delle rifiniture, questo devo dirlo, sì. Molto belli anche, yes! Molto belli anche i colori, ma soprattutto vedi, sono queste le cose che io apprezzo tanto. Quando c'è un po' di fantasia per sfruttare gli spazi, no? Vedi anche sta doppia mensoletta, come anche i Granduca, no? Che gli mettono tutte quelle robe strane, i portaspezie eccetera, sembrano cazzate, ma vai te magari in vacanza 2 o 3 settimane a star là tutti i giorni, o magari chi ci va a vivere, porca troia, te le apprezzi ste robe, veramente te le apprezzi, bello. Beh, era dove ci doveva stare la televisione. Ah, là dove ci doveva stare la televisione. È bello, lo riutilizzi per altre robe.
invece è lì attaccata. E lui invece l'ha messa là, beh, giustamente ce l'ha più frontale. Sì, di qui te la vedi dal divanetto e basta, Sì. da lì dentro. Ah, vale, belli anche profondini i gavozzini, la vedi? I due laterali, questo qui... Ah beh, però vabbè, i laterali. E comunque sono anche chiusi perché gli altri hanno tipo le mensoline, ma magari in corsa la roba che magari è un po' più alta, dei bordi... comunicanti, eh? Sì, no, ma il tuo, ma intendo gli altri che non hanno i portellini, hanno delle specie di barriere per non far cadere la roba, ma se la roba è più alta delle barriere fa l'effetto... Esattamente. Quindi mi piacciono a me i semi integrali con i cassettini invece che quella specie di libreria aperta, diciamo. Perché Le Puntine del Mondo è un canale che ti recensisce i camper usati, no? Ormai sai che va così, no? Perché abbiamo già fatto il discorso, no? Chi segue i Puntine del Mondo, no? I Shingani e senso buono chiaramente. Sì, no, io non fanno mica. E quindi giustamente no, la gente, la maggior parte è interessata più ai camper usati che ai camper nuovi, hai capito? E quindi dai, continuiamo questa storiella qua di recensire i camper usati, mi sembra una cosa simpatica. Ecco sì, adesso andiamo a bussare camper per camper, diciamo capo ascolta, avremo da fare la recensione. Quindi Singano adesso ha provato, che era curioso, no, di vedere un attimo com'era il discorso del letto in coda. Capisco perché lui mi dice che vorrebbe il letto nautico, effettivamente il letto in coda, bellissimo, tutto quello che vuoi, però è un po' come un mansardato alla fine. Sì. Perché è vero che... Taglia un po' di più l'aria perché non c'è il letto là davanti. Sì, è vero che, però... come dire, è molto più basso di un mansardato, sì, ma non è... vivere, diciamo. Non è basso come tipo... Guarda che te mette sempre a fuoco te a me, no? Cioè che sto sul cazzo anche a me macchinetta, è una roba incredibile, porca miseria, sì, ogni volta! No, ma veramente, cioè che ha riconoscimento del volto, io ho detto che cazzo sono un cane che non mi mette... Cioè ho gli occhi, ho la bocca, riconosci che sono un essere umano, sono anche davanti, sì, no? Che roba? Io davanti, lui dietro è sempre me, cioè sempre lui. Comunque cosa stavo dicendo? Cazzo, con la Saimarin più comodo, più basso il letto che si fa più davanti. Ah sì, no, quelli alla francese, effettivamente magari sono più bassi. Oppure come dice lui, il nautico. Il nautico è un letto di casa. Qui hai, sì, è tipo la mansarda un po' più vivibile. Allora che vediamo che va su in diretta. Sì, diciamo è sempre un'arrampicata, niente di che, ok, ma non è come tipo stravaccarsi 1 minuto o 10 secondi nel divano, hai capito? No, quello intendo io, ecco. Ovvio che per andare a dormire non è un problema, chiaro. Quello proprio... Però farebbe voglia, esatto, un letto da usare un po' come divano. Cioè la serie, cazzo ne so, 10 secondi o 1 minuto mi butto e io via. Quella soluzione lì la faccio qua. Esatto, lui si mette là e tac e via. Ah, ecco, vedi? Lui può appoggiare anche i piedi là, è vero? Cioè tipo nel mio io li appoggio nella stufa, ma ovviamente tra appoggiarli in una stufa e appoggiarli in un divano capirai che insomma, sì, come dice il tuo amico Salvini, a casa mia è diverso, no? Qui si fa l'altro letto matrimoniale. Sì, e via. Tirando sul tavolo e tirando fuori. Classico, sì. Sì, non te faccio danare, però abbiamo capito. Come sempre, come quando Singano non fa volare il drone perché c'è troppo vento, tu anche qua un po' di immaginazione. Cioè, immaginati il letto che si apre, dopo lui che cambia i materassi, fa briga, desbriga. È fantasia. Questa qui è la tenda supplementare per riscaldare, tenere il caldo nella cellula e non farlo andare via dal motore quando è freddo d'inverno. E via. Tac. I simpatici gadget da canale scurile con il velcro per tenerla chiusa. Ah, è simpatico. E vedi, anche Singano dovrebbe fare una roba nelle sue, perché che bello, un po' China così, Funziona, garantisco. 15 gradi qui dentro, 2 gradi di là. Ma cazzo, non è che continua a metterti a fuoco. Quindi... però no, non è che non mi va mica giù sta roba, Ciao ragazzi, da Gabriele, qui siamo sulle Puntine del Mondo. Questo è il mio camper, se avete delle domande, curiosità, mettetele nei commenti, sì, magari abbiamo saltato qualcosa, perché in teoria marca, modello, che è la cosa fondamentale, perché insomma... Rimor Sailer del 2004. Esatto, abbiamo detto quello, credo che abbiamo detto tutto, perché dopo là su internet uno trova le lunghezze che abbiamo detto 6,5 metri. È un modello abbastanza vecchiotto, è andato nei suoi tempi, adesso va un po' di meno, perché non ne vedo molti uguali al mio. Vedo gli altri 6, 7, 8, sempre Rimor, ma il mio ne vedo pochi. Quindi non so se ha avuto successo. A me è piaciuto, me lo sono preso in casa per il momento. Confermo, molto, molto bellino, molto simpatico.
E ben, sì, sì, ben studiato, dai. Sì, io questi li avrei fatti dritti invece che così inclinati, però... Vabbè, sai, le mode del momento, no? Che a volte li fanno... Sì, vabbè, per un po' più avanti ci metti qualcosa in più. Sì, per darti anche quel senso d'aria in più, no? Magari l'hanno fatto. Sì, sì, no, sicuramente l'avranno fatto per quello, però... Vabbè, va bene, la mia casa va bene, l'importante è che non mi piova in dentro. Bene, quindi quando tipo un giorno deve venderlo ha già fatto il video annuncio, hai capito? Bravi, vero? Ci siamo dimenticati di dire una cosetta. Una piccolezza, Sì, dettagli, no, se ne parla tantissimo in internet, soprattutto in questo periodo, quindi è capitato come un fagiolo. Allora, lui praticamente ha le ruote gemellate, no, del camper, quindi sentiamo un po' il suo parere, no? I pro, i contro, no, che tutti chiedono. No, molti pro è che sulla neve tiene molto bene, sul bagnato anche, e un altro pro che è da non sottovalutare: se fuori una delle gomme gemellate arrivi tranquillo da un meccanico. Ah, è vero, vero. Perché non sei costretto a cambiartela subito. Se hai lo sbuzzo te la cambi perché c'è la ruota di scorta, però da un gommista o da un benzinaio che ti guarda un attimo la gomma ci arrivi tranquillo, andando piano ovviamente, perché un po' di testa va usata. Però io preferisco la trazione anteriore, non mi posso lamentare di questo comunque, perché mi ha fatto dei passi notevoli e andava su come una capretta. Ma secondo te, adesso non vorrei metterti in difficoltà, ma nel senso preferisci l'anteriore perché? Cioè, cos'ha di... perché? Cioè, no, io non ho mai guidato trazione posteriore e non ho mai guidato gemellato. Io mi trovo meglio con l'anteriore, mi sembra più pratico. Il posteriore non te ne accorgi del cambio di guida, però mi sa da spingere qualcosa, faccia più fatica il motore invece che tirarla. Ecco, quindi teniamo in considerazione questo. Ok, adesso sì, alla fine.